Avvocato Antonia Raca. Calorina Maria Aurora Riotta. Peppi Malapolio Gaetano Cicirello. I ringraziamenti sono d'obbligo. Ringraziamo il sindaco e l'assessore allo spettacolo, il dottor Nino Tomasi, il presidente dell'ASPI, padre Calogero Riti, che se vuole salire a dire qualche parola. Sì, ormai no, va bene, lo ringraziamo lo stesso, le forze dell'ordine, il corpo dei vigili urbani, il service Calamunci, gli scenografi Rosalba e Filippo Morgano che hanno provveduto alla ristrutturazione della nostra casa, tutti i nostri collaboratori, le suore, Maria Concetta Letizia, Pippo Mileti, Antonio Ruggero Parrino, Francesco Caridi, Gabriela Mata, Salvatore Presti Danisi, Salvatore Araca, il bar Il Sorriso e Marcello Magaglione per la collaborazione. Ora vi invitiamo tutti ad andare a ballare in piazzetta perché c'è una serata organizzata. Intanto diamo sul palco l'autrice, la professoressa Caridi. Ringrazio da Salvatore che mi ha fornito i vestiti Caridi, mi stavano un pochettino larghi. Vi diamo appuntamento il 29 alla Sala di Fusi e il 30 a Raccuia. Chiamiamo l'assessore e il sindaco sul palco, il cameraman era il sindaco. Non abbiamo il microfono. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti in questa splendida piazza per tutto. Grazie. Che dire, dovremmo farle più spesso queste commedie, così ci togliamo qualcosa dalla testa. Grazie ragazzi. È una compagnia che è nata così scherzando, che ormai da tanti anni si presentano su questa piazza, ma non solo su questa piazza, ed è sempre un successo. Dico grazie anche a mia moglie, perché dico lei sta fantasia dove la prende non lo so, vedete? Grazie a tutti e buonasera a tutti, buon divertimento, grazie. Nino Tomasi, assessore allo sport, per favore, al turismo, vice sindaco. C'è Nino. Vi ricordo di andare in piazza Badia. Ok, grazie, voglio ringraziare i ragazzi che sono stati eccezionali. Noi facciamo teatro in una maniera particolare, io scrivo le commedie ma poi loro le stravolgono simpaticamente e ogni sera è una commedia diversa. Grazie mille. Buonasera a tutti e grazie ancora. Al prossimo anno, grazie. Una foto per favore. Foto.